Ciao ragazzi, ecco 3 cose che vi consiglio di vedere e fare a San Zeno di Montagna. Questo paese è definito anche il balcone sul Garda per via dei grandiosi panorami che vi si possono ammirare. Ma è anche avventura con il Jungle Park Adventure. Dopo un briefing con gli operatori potete cimentarvi fra teleferiche, scale sospese a mezz'aria e arrampicate fra gli alberi, mettendo alla prova la vostra agilità in percorsi di varie difficoltà, per grandi e per piccoli, perché tutti possono essere dei Tarzan Provetti. Più rilassante e molto bella la rinnovata Bidomvia e Seggiovia che da Prada vi porta sul Monte Valdo. Salirete in quota dove potrete cominciare una bellissima passeggiata sul crinale ammirando un paesaggio unico affacciato direttamente sul lago di Garda. Oppure potete semplicemente fermarvi qui per rilassarvi. In fondo chi lo dice che bisogna per forza camminare per ore? Ma se lo fate vi assicuro che la fatica è ben ripagata. E poi c'è Malga Pralongo, secondo me uno dei luoghi più belli della montagna gardesana, un ex baito montevaldino dove un tempo si pascolava e si produceva il formaggio, mentre oggi si possono gustare le specialità di Federico e del suo staff, rilassandosi in un paesaggio che merita il viaggio. E se lo fate sulle poltrone affacciate sul lago, io l'ho fatto. Ciao ragazzi!